Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con l'apertura oggi delle prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per la fascia 50-59. Questo gruppo di cittadini del Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di preferire la web app e la tecnologia per la prenotazione. Sentiamo. Sono già oltre 16.000 le prenotazioni arrivate nelle prime 2 ore dall'apertura delle agende per i circa 200.000 cittadini della fascia di età 59-50 anni. La prenotazione alla campagna vaccinale si può eseguire online tramite la web app della Regione, in tutti gli sportelli CUP delle aziende sanitarie, in tutte le farmacie abilitate o tramite il call center regionale allo 0434 22 3522. Chi questa mattina si è collegato al portale INSIEL realizzato per le prenotazioni ha trovato diverse migliaia di persone in coda, segno che nel target dei cinquantenni molti hanno optato per la procedura online e soprattutto c'è grande interesse per la vaccinazione anti-Covid. Nelle farmacie invece code a rilento, alcuni hanno già trovato appuntamento per la giornata di domani. Al momento le dosi somministrate in Friuli Venezia Giulia sono 487.512, compresi i richiami. La categoria che registra l'adesione più alta in termini di numeri è quella degli over 80, con oltre 145.000 dosi. Seguono soggetti fragili e caregiver che hanno ricevuto complessivamente 116.685 dosi. Per il personale sanitario e sociosanitario, inclusi gli operatori della RSA, le dosi sono oltre 105.000, mentre per gli ospiti delle case di riposo le dosi sono 18.945. Nella fascia 70-79 le inoculazioni sono 56.000, mentre tra i 60 e i 69 anni hanno ricevuto la prima dose 13.082 persone, 23.815 dose per il personale scolastico e 6.399 per il comparto difesa e sicurezza. Nella categoria altro, infine, sono inserite 890 dosi. E fino al 30 luglio sarà possibile visitare i parenti nell'RSA in possesso di Green Card, ovvero del documento cartaceo o digitale che dimostra che il visitatore è stato vaccinato 2 volte o che è guarito dal Covid mantenendo gli anticorpi, oppure ha fatto un tampone da 48 ore che risulta negativo. Tutte le novità. Quali sono sostanzialmente le novità dell'ordinanza? La prima di caduta è quella che finalmente possono rientrare i familiari all'interno delle case di riposo in presenza. Rimarranno le videoconferenze, le videochiamate, rimarranno le stanze protette, ma soprattutto potranno rientrare quei familiari vaccinati col famoso Green Pass, e anche se non c'è il Green Pass basterà esibire il certificato dell'avvenuta vaccinazione. Altra cosa importante è la questione che finalmente gli ospiti, in particolar modo quelli autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono uscire dalle strutture. Infine anche il tema del volontariato. Considerate, il volontario non è soltanto quello che sposta le carrozzine e che fa un po' di animazione. Il volontariato per le nostre case di riposo è aria fresca che entra nelle case di riposo, e l'ordinanza permette il reingresso dei volontari nelle case di riposo. Infine, come ricaduta concreta, dobbiamo ricordare che questa ordinanza fa una cosa molto importante, cioè dice che la vaccinazione è estremamente importante, per cui per quegli ospiti nuovi che entrano in casa di riposo non serve la quarantena di 10 giorni, che è una cosa piuttosto impegnativa, perché già tu hai il trauma di entrare in una casa di riposo, lasci la tua casa, entri in casa di riposo, non sei costretto a farti 10 giorni di quarantena. E la cronaca versa in gravissime condizioni una ragazza di 29 anni che nella serata di ieri ha perso il controllo della sua vettura Osopa andata a schiantarsi contro l'angolo di una casa. È stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari. È stata ricoverata in seconda terapia intensiva all'ospedale di Udine, è in gravi condizioni. E 2 persone sono rimaste ferite invece questa mattina intorno alle 7 in un incidente accaduto a Gemona, a Campolessi. Una delle 2 versa in condizioni piuttosto serie, l'altra invece è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata precauzionalmente in ospedale.
E l'economia ha un utile netto di 10,9 milioni di euro e oltre 500 mila euro di contributi a sostegno delle realtà associative del territorio. Sono i risultati di Credi Friuli, guidata dal presidente Luciano Sartoretti e dal direttore generale Gilberto Noacco. Questi e gli altri numeri del bilancio 2020 sono stati approvati dai soci durante l'assemblea svoltasi a porte chiuse. Le masse operative hanno registrato una crescita record di 223 milioni di euro, sono state concesse 1.250 moratorie Covid per 235 milioni di euro e 850 nuovi finanziamenti con garanzia di Stato per 115 milioni di euro. L'incidenza dei crediti deteriorati netti si è ridotta dello 0,89% e sono in ulteriore miglioramento tutti gli indicatori di solidità. Nel primo quadrimestre 2021, fa sapere Noacco, registriamo una crescita sostenuta su diversi fronti. Stiamo soddisfacendo una significativa domanda di credito sia delle famiglie con l'erogazione di 270 nuovi mutui casa per oltre 32 milioni di euro che delle imprese con un perfezionamento di circa 180 operazioni di finanziamento per oltre 34 milioni di euro. C'è anche un grande interesse per i servizi di consulenza sugli investimenti e assicurativa. Quanto alle agevolazioni in edilizia, Noacco fa sapere che Credi Friuli ha acquistato e liquidato 250 crediti fiscali per circa 10 milioni di euro da famiglie e imprese che hanno aderito ai bonus ristrutturazione e facciate. A ciò si aggiunge l'impegno di un super bonus per il super bonus del 110%. E non solo arte e storia, a Cividale si punta adesso in zona gialla anche al turismo legato al territorio. Sentiamo. Abbiamo cercato di pianificare una serie di attività che fossero tagliate su misura per il momento storico che stiamo vivendo, ma anche per la nostra città. Abbiamo la fortuna, oltre ad avere diversi siti di interesse storico-culturale come il monastero, il tempietto o la Galleria De Martis che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dicevo, abbiamo la fortuna di trovarci in un contesto geografico ottimale, perché siamo tra le valli del Natisone e le valli del Torre, siamo attraversati dal bellissimo fiume Natisone e facendo tutta una serie di valutazioni abbiamo cercato di mettere in campo dei percorsi che possono essere fatti a piedi, in bici, ma anche in canoa, che quest'anno appunto andranno un po' a caratterizzare a partire già da maggio, dalla prima settimana di maggio fino al 31 ottobre che chiuderemo con la giornata nazionale dell'urban trekking il 31 ottobre, dicevo andranno a caratterizzare un po' questa stagione turistica. Sappiamo che le attività all'aperto sono quelle più consigliate, quindi abbiamo virato su questa strada per dare un'opportunità in più a chi viene a Cividale. Ci siamo fatti aiutare da realtà del territorio, alcune nostre associazioni come ad esempio l'associazione Natisone Outdoor che si occuperà delle escursioni in bici, ha già programmato 5 percorsi con alcune tappe di ristoro che hanno lo scopo di far conoscere anche alcune aziende e alcune realtà commerciali del nostro territorio, quindi si fermeranno per delle degustazioni come può essere della Gubana o di qualche vino. E dal Cividalese al Friuli occidentale, inaugurato sabato a Casarsa della Delizia un nuovo itinerario dedicato alla vita di Pierpaolo Pasolini. In mostra nel centro studi che porta il suo nome ci sono anche i celebri quaderni rossi mai esposti. Servizio. Una nuova mostra dedicata a Pasolini. Come si intitola e quali sono i contenuti di questa esposizione? L'Academiutta e il suo trepido desiderio di poesia e gli anni friulani di Pasolini. È una mostra particolare perché mette così a disposizione del pubblico per la prima volta in maniera organica e così completa i documenti conservati proprio qui a casa Colussi Pasolini, dove Pasolini visse negli anni dal 41 al 50 con alcune interruzioni e furono anni importantissimi perché scrisse, perché iniziò proprio la sua attività che poi sarà la base di quello che completerà e implementerà negli anni successivi quando lascerà anche Casarsa e il Friuli.
Tra i preziosi e importanti documenti sono stati citati i quaderni rossi, ormai diventati rosa perché molti anni sono passati, e la copertina rossa. Pierpaolo ha scritto quello che è stato il suo stato d'animo confidente, l'ha proprio scritto e lasciato in questi quaderni. I quaderni sono rimasti a Casarsa, lui li affidò al cugino Nico Naldini quando appunto lasciò Casarsa nel gennaio del 50. E lo sport, in occasione delle tappe del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, 22-24 maggio 2021, Telefriuli ha deciso di seguire passo passo tutte le fasi più importanti della manifestazione, dall'allestimento dei circuiti all'inaugurazione dei percorsi. Tanti gli appuntamenti programmati per oggi, che è il 10 maggio, e fino al 24 a iniziare l'appuntamento quotidiano In Giro, uno speciale di 12 minuti che andrà in onda ogni giorno alle 13 con replica prevista alle 14, alle 17:30 e alle 20. Sempre questa sera inizieranno anche grandi eventi e approfondimenti. Dalle 17:45 alle 19:30 saremo in diretta dal Teatro Verdi di Gorizia per la presentazione della 15ª tappa Grado Gorizia, serata dedicata alla presentazione della 15ª tappa del Giro d'Italia Grado Gorizia. I campioni del calcio goriziano intervengono, oltre a Enzo Cainero, i sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna, di Nova Gorizia, di Grado, Dario Raugna, gli assessori regionali allo sport Tiziana Gibelli, alle attività produttive Sergio Emidio Vini, il presidente della regione Massimiliano Fedriga, i presidenti del Collio Italiano di Berda e per il mondo dello sport Giorgio Puia, Bruno Pizzule di Raia, Fabio Cappello e in collegamento telefonico Dino Zoff. Una giornata insomma importante, si chiude qui anche questa edizione del nostro TG delle 12:30, ma torniamo pochissimo con il collegamento di A Voi la Linea. Un buon pomeriggio